Buonasera a tutti ragazzi, stasera fortunatamente c'è un poco di vento, quindi diciamo che non dico che si sta bene perché nelle case comunque fa ancora caldo, quindi diciamo che fuori fa fresco più o meno, però le case sono ancora molto calde, quindi dovremo stare fuori in effetti, quindi giù si respira veramente, quindi si sta bene, diciamo che a mezze maniche e pantaloncini si sta veramente bene. Il problema è stare a casa, quindi puoi camminare come vuoi tu, anche con lo slip, ma comunque fa caldo ragazzi, quindi c'è questo bel vento, quindi stare affacciati alla finestra, quindi diciamo che fa più che bene, diciamo che si respira, quindi c'è un po' di corrente in casa avendo aperto le porte, le finestre, quindi si respira. Anche stasera ragazzi la luna non c'è, mi sto incominciando a preoccupare, qua secondo me quelli della NASA oppure i russi se la sono rubati perché stranamente sono tante serie che faccio le dirette. Ui, ma sta luna dove è andata? Dall'altra parte manco ci sta, quindi boh, rimane un mistero pure la luna, quindi come avete visto adesso stanno ogni tanto incominciano a buttare fuori le cose. La NASA ha detto che su Venere c'è vita, poi i russi subito hanno risposto lo sappiamo già dal 1840, quindi poi le cose le stanno dicendo un pochino per volte, chissà che cosa poi diranno ancora di più, quindi adesso sicuramente faranno la corsa su Venere per vedere che cosa c'è, anche se i russi hanno detto ciao avvocate, buonasera. Anche se i russi hanno detto che su Venere hanno già filmato qualcosa che si muoveva. Subito la NASA però ha detto non è vero, quindi sempre ci sta questo scontro Russia-Stati Uniti, quindi è perenne sta cosa, quindi su tutto. Quindi ma ci mancano solo che arrivino i cinesi che vogliono andare su Venere e stiamo a posto. Quindi diciamo che è così. Diciamo c'è un po' di vento, quindi si sta bene. Però in casa no, sinceramente in casa fa davvero caldo. Quindi se stai fuori affacciato si sta bene, ma dentro casa no. Quindi poco fa stavo giù, si stava bene proprio, ma a casa però. No, prima avevo fatto il video, avvocate, però su Venere, queste cose qua. Mo stiamo aspettando Alfonso. Alfonso si è dato per il latitante, quindi Alfonso stavolta esci fuori. Devi raccontarci. Sì, pure qua oggi ha fatto caldo, veramente. Mi sono riposato un po', ma non sono riuscito a dormire. Ho visto un bel film. E fai buono, Massimo. No, io stavo sul letto a guardare un... Non si fa vedere, dici? No, mo esce. Io stavo sul letto però al finale non ho dormito. Ho visto un film. Non sono riuscito a riposare. Troppo caldo, ragazzi. Stasera... Stamattina pure ci stava il vento, ma il problema è che in casa fa caldo, quindi fuori... Io sfortunatamente non ho balconi, ragazzi, quindi non ho giardino. Quindi la prossima casa la trovo in Val di Susa con un giardino. No, Massimo, ti giuro, come cambio casa mi devo prendere una con giardino. Non mi interessa proprio giardino e balcone. Ma non lo so, avvocato, penso di no. Comunque, io diciamo che questo ciclone che è passato era quello lì. Poi dice che arriva un po' d'acqua, ma ancora nulla di che. Le previsioni non dicono nulla, verità. No, Massimo, ti giuro, allora io abito qui all'ultimo piano, no? Senza balcone perché ci sta la veranda. Poi qua all'ultimo piano fa sempre caldo, quindi ci sta il tetto, però fa sempre caldo, quindi è l'inverno. E poi io abito vicino alla città,
è sempre un casino qua, è vero, a volte qualcuno dice che in città si sta bene, così, così, però non hanno idea del... Io diciamo Salerno città a me sono 3 minuti. E speriamo Massimo, poi domani comunque faccio il meteo e vediamo che dice il satellite, diciamo, vediamo il satellite che dirà. Sì Massimo, allora io da qua al lungomare di Salerno, che sarebbe il centro proprio, sono 4 km. Se non trovo traffico, io 4 minuti sto a Salerno centro. Il problema qui è che è sempre un casino, caos, macchine, parcheggi, non trovi mai nulla, zero. Alla lungomare ti vai a fare una passeggiata, ragazzi. Io venerdì, sabato e domenica sfido chiunque di voi a venire a Salerno e a trovare un posto pure a pagamento a Salerno. Non avete idea di quello che ci sta qua. Allora pensa che tutte le persone di Napoli vengono qui alla lungomare, poi tutti quelli del Cilento vengono qui, diciamo tutte le città che sono in periferia vengono qua a Salerno, quindi è un caos. Quindi chi abita nei paesi venerdì, sabato e domenica viene qua, quindi è un casino. Quindi io come scendo qui a 2 passi trovo la Reggio Calabria bloccata, l'autostrada per Vietri bloccata, non si capisce niente, Massimo, è tutto bloccato. Certe volte pure per andare al centro commerciale faccio una fila esagerata per fare 10 metri, che poi è vicinissimo, però è tutto bloccato, l'autostrada della Reggio Calabria, bloccata tutta per Salerno città. Vedi tutti quanti sta fissazione di andare alla lungomare a mangiare gelato e camminare e passeggiare sulla lungomare. Ma giuro che l'anno prossimo devo fare una sola cosa, devo comprarmi una moto, se sto ancora in città, perché solo così si può scendere, con una moto. Però questo lo può fare chi come me non ha figli, quindi vai, 2 persone, ma chi ha figli come fa? Cattana la motocicletta a 5 posti. Quindi è un casino, ragazzi, con l'auto non si può scendere. Allora, calcola che io già a Fratte qui c'è un passaggio a livello. Quella diciamo è una strada per non fare il passaggio a livello. Io in auto proprio divento pazzo proprio. Che poi me la prendo con tutti perché dicono questi non sanno guidare. Questo sta acciso, chi si sta inguaiato, me la prendo con tutti io. Perché poi io è vero che porto il camion auto da tantissimi anni, da quando avevo 18 anni, quindi mo ne ho 44, però sta certa gente proprio che io la patente, se fossi un vigile, la prenderei e la spezzerei. Io è più forte di me, ragazzi. Quando sto vicino e quello fa passare a quello. No, no, io non ce la, non sopporto la città per questo motivo qua, vado in tilt io. Il cervello proprio si blocca proprio. Stamattina, quando è state? Stamattina stava uno che aveva, dall'altra parte stava lo stop, quindi puoi camminare. Che ha fatto? Si è fermato per 5 minuti al momento, ma se quelli hanno lo stop noi possiamo passare, no? Ma cammina. No, no, e poi dicono che mia moglie, mia mamma dicono che io sono nervoso, ma io non ci riesco a stare calmo. Mi fanno andare di brutto proprio, dicono che so guidare solo io, così, così, ma quelli stanno inguaiati veramente. È una cosa pazzesca. E c'hanno delle macchine piccoline, una Panda, una cosa. I ciclisti, vabbè, non li voglio proprio commentare perché io quando parto da loro, quando li incontro, no? Incontro 20-30 ciclisti, no? Partiamo che qua a Salerno piste ciclabili non ce ne stanno, no? Però dico io, di domenica mattina, no? Che tutti quanti dopo una settimana di lavoro vorrebbero stare a casa e io mi trovo ad andare al supermercato alle 9 di mattina per andare a prendere il pane e vedi questi 40-50 persone con sta bicicletta che corrono. Il primo pensiero, ragazzi, è dico, ma chi cazzo vuffa fai, vai sempre stamattina?
cioè potreste stare nel letto, no? Piove e li vedi guidare sta bicicletta, il sole guidano sta bicicletta. Ma dico io, è domenica, no? Ma state a casa. No, invece, capisco che sarà pure uno sport, però che poi si mettono a centro di strada e non ti fanno passare, questo è il problema, non è che si mettono un lato e ti fanno, no, no, occupano tutta la strada. Quindi devi fare pure attenzione perché a quelli se li tocchi, quelli... Un mio amico a Torino, ad esempio, proprio dove sta Alfonso di casa, un signore stava a sta pista, diciamo, stava sto signore su sta pista ciclabile, questo è uscito dalla pista ciclabile, il ragazzo l'ha preso con il camion e il signore è morto, quindi questo l'hanno portato in caserma, hanno fatto la dinamica, ha fatto la causa. E meno male che, diciamo, il ragazzo alla fine aveva ragione, però mi dispiace per la persona che poi è andata vicino a camion, ma dico io a queste persone anziane, no? Che poi sono tutte persone 55, 60 anni, no? Capisco che volete stare in forma e tutto, però ma dove sfacciate? Ma state a casa? Ma state nel letto la domenica mattina? Non lo so, allora io preferisco più quelli che vanno a correre, no? Vanno a fare giochi, come si dice, quelli che vanno a fare runner, ma sta bicicletta a 60 anni, ma dove vai? Vabbè, capisco qualcuno dice Giuseppe, ma quella è una passione, per l'amor di Dio, eh. Però la domenica mattina, ragazzi, dai, piove, piove, no? Tempo brutto. Dopo una settimana di lavoro, semmai. Tu ti metti sulla bicicletta e vai a correre. E allora non stai buono, fra. No, no, è più forte di me, non ci riesco. Proprio, mamma dice che io sclero in auto, ma è normale. Perlomeno qua passa l'Erno, poi un chi passa per primo i motorini che si buttano a Milano, la stessa cosa. Quindi c'è chi si butta col motorino davanti, fai attenzione a quello che fa passare a tutti quanti, nonostante abbia la precedenza, quindi non ce la faccio. Vado in tilt, semafori a go-go, mamma mia, bello. Passaggi a livello qui perché ci sta il treno che passa ogni 5 minuti. E poi c'è un treno, ragazzi, ridicolo, no? Qua passa un treno che fa Salerno, Baronessi, quindi fa paesini, diciamo. Dentro, vi giuro, ci sta due per tre persone. Ma dico io, sto cazzo di treno, perché non lo tolgono? Ragazzi, uno, due, tre. Dico, ma vale la pena camminare per tre persone? C'è il pullman che va lì, quindi potrebbero pure evitarlo sto treno. Che poi sono tre carrozze al finale sto treno, non è che è un treno gigante. Però blocca per più di mezz'ora perché quello si chiude 3 ore prima. Poi una volta che è passato il treno, 3 ore dopo. Quindi se hai la fortuna di beccare sto passaggio a livello, stai rovinato proprio, nel vero senso della parola. Quindi è meglio di no. Quindi a volte vado per quella strada, quindi da dietro, proprio per evitare questo treno. Stasera Alfonso neanche vuole uscire. Alfonso, io capisco che tu hai il cuore nello zucchero, lo zucchero nel tuo cuore, come vuoi dire tu, però devi uscire fuori e devi farci la telecronaca. Noi stiamo aspettando, Alfonso, sono due serate, dai. Io capisco che hai da fare, però entra 2 minuti e dice ragazzi ho da fare, ragazzi, allora uno capisce, però almeno fatti vedere. Dici ragazzi vi preoccupate, sto qui, però non posso, allora uno capisce, però entra giusto 3 secondi. Quindi Ron Alfonso manco stasera non vuole entrare. La signora Grazia, la signora siciliana sta facendo, secondo me, sta guardando quarto grado, quindi tutti impegnati stasera. Alfonso forse starà facendo quinto grado, Francesco sesto grado, tutti quanti sono scomparsi. La luna pure non ci sta, gli alieni manca la cava. E vabbè dai ragazzi, vi saluto, vi auguro buona serata a tutti. Ci sentiamo domani.
Quindi buonasera a tutti ragazzi, ci sentiamo.